Sempre più botteghe chiuse nei paesi, sempre meno luci dei negozi accese nei centri storici. Questo ha spinto la Confesercenti Nazionale a promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Mancano negozi di prossimità, mancano servizi, mancano tutti gli strumenti necessari per poter tenere viva una città. Sappiamo benissimo che non è solo l'aspetto economico, è un aspetto sociale e di sicurezza e noi puntiamo su questo. Per questo partiamo dal basso, come si diceva prima, quindi dai cittadini e dalle comunità, perché il minimo sono 50.000 firme. Noi crediamo che possiamo superare di gran lunga questo numero di firme perché è bene comune, non è un bene di un'unica persona o di grandi player come spesso ci confrontiamo, ma è il bene di tutti i cittadini. L'obiettivo è creare delle zone economiche speciali di prossimità identificate anche con la regione, con sgravi fiscali e semplificazioni. È il momento che lo Stato, il governo, metta a fuoco questa come una priorità perché riguarda tutte le città italiane e metta a disposizione, anche sulla base di questa bella proposta che noi sosteniamo di Confesercenti, degli strumenti operativi anche per ribilanciare tra il web che rischia di continuare a crescere nelle vendite ma non versare sufficienti tasse e il mondo fisico che invece è quello che dà un valore aggiunto importante alle città, che è quello più tartassato. Bisogna riequilibrare le forze. I negozi di prossimità non vendono solo merce, come sottolinea anche lo scrittore padovano Matteo Righetto, sono luoghi di socialità in cui le persone si incontrano e creano comunità. Sono luoghi che hanno a che fare con un incontro ecologico di sistema all'interno di un tessuto sociale urbano. Quindi vedere sfarinarsi questo tessuto significa vedere sfaldarsi contestualmente una società, una cittadinanza con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. Per questo è importante, a mio modo di vedere, partecipare firmando questa campagna.